il nostro grandissimo amico, il nostro beniamino, Luca Ligeti! Noi come Comune abbiamo scelto di premiare la dinamica proprio oggi perché qui allo Stadio Comunale si raggruppa, si stringe tutto il paese e tutte le associazioni, tutto il mondo sportivo per sostenere la ricostruzione della nostra chiesa, un elemento fondamentale della nostra comunità che il terremoto ci aveva strappato. Ormai il cantiere è in stato avanzato di prosecuzione e il prossimo anno potremo godere della riapertura della nostra chiesa. Per completare questi lavori abbiamo bisogno ancora di fondi e quindi tutto il paese si stringe in questa festa per contribuire ognuno con un piccolo mattoncino a riaprire la nostra chiesa. La dinamica generale, la pallacanestro mantovana è diventato un patrimonio di tutta la provincia, della città e di tutti i mantovani, ma anche negli ultimi anni, anche in questo glorioso anno di questa annata in Lega 2 Silver che è coronata con la vittoria nei playoff e la promozione in A2 nella Lega 2 Gold, Poggiorusko è rimasto la casa degli Stings, è rimasto la casa della dinamica, i ragazzi, la squadra si allenano tutti i giorni nel palasport di Poggiorusko, vivono qui nella nostra comunità e tutta la comunità sostiene questa squadra. I nostri ragazzi e i nostri bambini partecipano alle varie squadre giovanili e quindi diciamo noi ci sentiamo di aver portato la dinamica a livello provinciale, ma il cuore della dinamica batte a Poggiorusko, per cui per noi è un orgoglio enorme che questa squadra sia arrivata nella seconda categoria nazionale e ci sembra doveroso ringraziare e complimentarci, premiare i giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti e gli sponsor che oltre alla rete nazionale creata da Stefano Berni sono presenti le principali realtà imprenditoriali poggesi, quindi ricordo la dinamica generale stessa, la Truzzi Prefabbricati, l'X-Ray One, realtà di Poggio che si sono fatte strada ormai a livello provinciale e anche nazionale. I ragazzi sono stati un gruppo compatto, siamo stati tutti un gruppo compatto che ci ha creduto fino alla fine è arrivato questo risultato splendido e il merito è da condividere sia dal primo dei collaboratori all'ultimo dei giocatori. Ecco. Dal punto di vista organizzativo onestamente metteremo delle migliorie perché le abbiamo fatto di anno in anno, anche quest'anno cercheremo di essere più presenti, più forti. Abbiamo fatto un grande lavoro sulla città di Mantova, sul territorio di Mantova. Pensiamo di farlo ancora meglio, speriamo di farlo ancora meglio, speriamo che i tifosi mantovani che si sono avvicinati si consolidino al nostro fianco perché oltre alla vittoria questo è stato il risultato più bello che abbiamo ottenuto in questa stagione.